sfidando il vento oggi, ma a tratti mi sposta, cioè è talmente forte che mi sposta mentre cammino. Comunque ho combattuto la pigrizia, ho combattuto il vento, sono uscita lo stesso di casa e sono a San Vito. Ce l'ho fatta, perché veramente era più di una settimana che ero ferma. Infatti ho sentito la difficoltà, la fatica, la sto sentendo. Finché stai fermo 1, 2, 3 giorni, 4, quando inizia a essere un po' più di una settimana si sente. Il corpo si abitua molto facilmente a non far niente. Qua qualcuno mangia di gusto. Hanno anche la tovaglietta, sì, perché sennò sporcano ovunque allora. E Pepe molto contento, soddisfatto di aver mangiato quella pappa. Vedi? Sì, molto buona. Allora, qua sono in preparazione pranzo. Quest'oggi, allora, finocchi che avevo cotto ieri, che una parte li avevo mangiati ieri sera. E poi quelli rimanenti ho detto li faccio in padella con un misto per soffritto e ci ho aggiunto alcuni pomodorini e gli stick di speck. Ecco, faccio andare un po', adesso non ho ancora messo niente di condimento, quindi è tutto assolutamente scondito. Adesso ci aggiungo qualcosina di condimento, le mie solite spezie, queste, lo dico per i nuovi iscritti, queste, poi metto la salsa di soia, metto queste spezie qua che si trovano al Lidl, quelle messicane, quando c'è la settimana messicana, insomma quelle robe là, ecco. Questo mix lo metto ovunque e mi piace un casino. Quindi questi due, sale, eventualmente al posto del sale salsa di soia o salsa teriyaki che contiene la salsa di soia e salsa sriracha. Questo è quello che faccio io per condire quando faccio questi sughi un po' espressi, cioè veloci. Si è attaccato tutto, brava, complimenti. Ok, niente, qua comunque è cotto, basta aggiungere le spezie, metto giusto un pochino d'acqua e poi ci aggiungo il riso basmati che ho già cotto ieri. Nel frattempo qui ho sistemato casa, ho spostato anche il divano perché volevo controllare quanto pelo ci fosse sotto, in realtà non c'era tanto sporco. Qui ho tutti i tappeti, adesso sto aspettando che finisca la lavatrice. Allora, oggi è giovedì, venerdì e sabato pomeriggio partiremo e faremo sabato e domenica, no? Via. Quindi vorrei arrivare a domani senza avere grosse cose da fare, quindi oggi sto sistemando un po' casa e infatti ho tutto per aria anche in bagno. Ho detto do una pulita anche al bagno e ho tutto per aria anche in camera. No, per aria no in realtà, perché comunque stanno solo prendendo aria le coperte, i cuscini e devo rifare il letto. Sto aspettando che finisca la lavatrice delle lenzuola, ecco, per poi stendere, visto che oggi è una bellissimissima giornata. Io non me l'aspettavo così bella, stupenda. Quindi adesso sto pensando se darmi subito una passata al bagno, che forse è la cosa migliore, perché vorrei fare tutto oggi, queste cose qua di pulizie. Non faccio pulizie grosse, ma l'altra volta prima di partire avevo fatto pulizie grosse. Quindi in realtà questa volta non ho voglia di farlo e vorrei essere libera domani e non far tutto domani che sarà il giorno prima della partenza, no? Domani vorrei dedicarmi alle unghie, a rifare le unghie perché comunque si è già sollevato il gel purtroppo eppure io l'avevo messo bene, vabbè. Probabilmente mi manca proprio il primer acido, non l'ho più utilizzato perché mi rovinava tantissimo le unghie, però io avendo le unghie grasse, se non utilizzo quello, tempo una settimana neanche, il gel già si solleva. Vabbè, comunque, niente, quindi il programma di questo pomeriggio è sistemare casa. Sto morendo di caldo con la dolce vita, sì, però adesso rimango così, non vado a sudare altra roba, sudo questa, sì, sudo in questa qua e basta. E niente, ho dato una bella sistemata. Beh, il letto non sto tanto a farlo, oddio. Beh, dipende dalle volte. Comunque, niente, ho deciso, nonostante la bella giornata, ho deciso di rimanere a casa a dedicarmi alla casa. Anche perché ho di nuovo la cistite, quindi forse è meglio non andare
a sforzare il corpo, andare a camminare e far fatica, e ho deciso di stare a casa e dedicarmi un po' a quello che c'è da fare qua, perché anche la casa ha bisogno di essere sistemata, e avendo la cistite meglio rimanere a casa perché devo andare al bagno ogni secondo no, ma insomma devo andare spesso, devo avere un bagno sempre a disposizione, quindi infatti mi viene già male per il weekend. Sto prendendo l'antibiotico, adesso sono sotto antibiotico, ne ho provato uno, non ha funzionato, adesso ne sto prendendo un altro. Sto comunque, anzi ho iniziato una nuova cura tra virgolette con degli integratori che non ho mai comprato, ve li posso anche far vedere. Non è sponsorizzato, cioè l'ho acquistati io, tantissimi soldi, ragazzi, tantissimi soldi. Ecco, allora ho acquistato, vi faccio vedere, aspettate, vi faccio vedere che cosa ho preso. Integratori per la cistite. Questa volta sono andata a comprare questi che dall'anno scorso, da un anno praticamente che soffro di cistite, e da un anno che li vedo online. Non li avevo mai comprati fino all'altro giorno. Allora ho preso questo del marchio D-Man. Questo è il magnosio, di magnosio puro, ok? E questo già lo prendevo di un altro marchio, ma comunque già lo prendevo. Adesso ho deciso di seguire la cura, che è qua scritta, tutte le giornate della settimana e gli orari con indicato cosa prendere. Quindi adesso ho deciso di seguire questa cura. Nel frattempo comunque continuo a prendere l'antibiotico assolutamente. Poi la cura prevede questo che si chiama Flogo, vabbè. Poi questo che si chiama Flor, questo è per l'intestino, più che altro per la flora batterica dell'intestino. E ok, questa è la cura che prevede queste cose qua. Poi io in più mi prendo questo che è l'integratore per le vene, per il microcircolo. Ho deciso di iniziare già adesso a fare un ciclo di questi qua, perché altrimenti mi ritrovo ogni volta a giugno, ma giugno-luglio, ma è troppo tardi, cioè bisogna iniziare molto prima a preoccuparsi del microcircolo in previsione del caldo, no? E niente, quindi ho preso queste cose qua, ho preso un'altra roba per l'intestino, però questo sempre sul sito Natura Diretta, non mi ricordo. Comunque, integratore alimentare prebiotico, questo ha la malva all'interno, quindi va bene sia per l'intestino che per la vescica. E è uno stick da diluire in acqua, da sciogliere in acqua, no, diluire. Comunque aiuta l'intestino a sgonfiarsi, cioè aiuta la pancia a sgonfiarsi, quindi aiuta l'intestino a funzionare meglio. Ho iniziato questa cura, tra virgolette, e vediamo, vediamo cosa ne esce. E perché ho iniziato e non sono andata a fare l'urinocultura? Perché non sarei comunque riuscita a sapere in tempo quale batterio mi causa o quali batteri mi causano questa cistite. Non sarei riuscita in tempo per questo weekend, che comunque devo andare via, e quindi nel frattempo ho preso un altro antibiotico, me ne ha dato un altro più ampio spettro rispetto a quello di prima, e qualcosina sta facendo, ma non tanto. Quindi bisogna proprio capire se è un batterio, se sono più batteri, o se è una cistite non batterica, perché potrebbe essere. Lo so che prendere l'antibiotico così a caso, al buio, è sbagliato, ma in questo caso non ho alternativa. Non sarei comunque riuscita a saperlo questa settimana, e quindi non è come quando vai a fare il prelievo, il pomeriggio hai già i risultati. Per le urine è diverso. Per l'urinocultura è diverso, perché per le urine anche riesci ad averli già il pomeriggio, ma per questa cosa qua no. Quindi niente, ecco, sono un po' preoccupata per il weekend, sinceramente. Spero di non star male, mi farò tutta la mia cosa di integratori, mi porterò tutto dietro. Ho preso anche una tisana, sempre della D-Man, una tisana che è anche quella a base di malva. E niente, quella è da bere o durante la giornata, sciolta in mezzo litro d'acqua. Io la bevo la mattina al lavoro, più altri 750 ml di acqua più o meno. Non sono ai livelli dell'anno scorso, comunque io sono idratata, perché sono idratata, bevo abbastanza,
la mattina mi sforzo di bere, perché io al lavoro tendo a non ricordarmi di bere, anche a casa, però al lavoro anche ancora di più, soprattutto quando sono molto impegnata, non bevo, ecco, ed è sbagliatissimo. Quindi niente, mi sto impegnando a bere, quindi vediamo come va. Vi tengo aggiornati su questa cosa. Io vorrei sapere che cos'è che me la causa, più che altro. Potrebbe essere anche un problema della vescica proprio, cioè magari un problema proprio fisico della vescica, che ne so io, non lo so ragazzi, non lo so. So solo che ho questo fastidio, per il momento è un fastidio. L'altro giorno ero messa male, e infatti ero andata subito dal medico e avevo iniziato subito a prendere l'antibiotico perché era una disperazione l'altro giorno. Ero uscita a camminare martedì e a metà camminata ero dovuta tornare a casa perché dovevo andare in bagno, non ne potevo più. Sono riuscita a tenerla, non so come io abbia fatto, ma sono riuscita, sono arrivata a casa in tempo. Vabbè, è proprio un problema perché ormai da un anno che ci sto dietro, a periodi si acutizza, a periodi rimane lì, non in fase acuta, ma rimane lì, c'è. L'ho tenuta a bada con gli integratori fino ad adesso. In realtà la scorsa estate avevo fatto una cura antibiotica, aveva funzionato e poi era tornata fuori, quindi è proprio, io non lo so, cioè veramente non ho mai sofferto in vita mia, adesso è da un anno che ce l'ho e so che quando si inizia ad avere poi è un bel problema perché fai fatica a debellarla sta cistite, perché bisogna capire da cosa te la causano. Vabbè, comunque questo è l'aggiornamento mio. Salute un po' altalenante, quindi ecco, oggi ho deciso di non andare a camminare anche per questo motivo, perché comunque se no mi stancherei tanto, suderei tantissimo e forse è meglio evitare di fare sforzi eccessivi, anzi senza il forse, me l'avevano detto anche in ospedale, quindi niente, finisco di preparare il pranzo, vado a pulire subito il bagno e poi, non lo so, mangio magari e poi faccio il letto, anzi devo stendere, la lavatrice è finita. Poi non vi ho neanche raccontato, sempre cose di salute, perché qua ormai si invecchia, no? E vengono fuori tutti i problemi del mondo. Io ho pancia sempre estremamente gonfia. Vabbè, a parte il grasso, perché comunque il mio rotolino di grasso ce l'ho, cioè è anche un bel rotolone, però sono sempre tanto gonfia, e anche la cistite che mi gonfia, perché anche l'anno scorso mi ricordo che ero così. Comunque, a parte la cistite, ho anche un problema all'unghia di un dito del piede. Allora, era un trauma che però poi si è trasformato in micosi. Quindi c'è il trauma e c'è la micosi. Ci sono tutte e due. Sono felicissima, non so quando mai guarirò, sinceramente. E lo sto portando avanti ormai da febbraio, questo problema. Allora, io stavo mettendo un prodotto, il medico me ne ha consigliato un altro e quindi l'ho ordinato online perché costa meno e niente, proverò anche l'altro, insomma, come mi ha detto il medico. C'ho anche questo problema, c'è sempre qualcosa, Vabbè. Sono molto soddisfatta comunque, quindi ho mangiato, ho fatto tutto. Ho sistemato la cucina finalmente, ho messo tutto in ordine, ho lavato tutto, letto fatto, bagno sistemato, pulito, lenzuola stese, quindi meraviglia. E devo dirvi che sono anche praticamente quasi asciutte, sia le lenzuola che le federe, meraviglia. Stavo pensando di pulire la macchina perché l'altra volta siamo andati via con la macchina che era un cesso e questa volta vorrei un attimo darle una passata, quindi mi sa che adesso me la sposto, me la porto qui vicino all'entrata e do una passata di aspirapolvere, passo un po' il panno col coso apposta lì, passo un po' i vetri magari e basta, credo, non farò altro. Sì, non voglio fare chissà che pulizia della macchina, però un po' di aspirapolvere. E vorrei fare tante altre cose, sono già le 4:15, adesso tra mezz'ora tra un quarto d'ora devo prendere gli integratori e tra
un'ora e un quarto devo prendere l'antibiotico. C'ho tutto scandito con degli orari che devo ricordarmi tutto, ma le sveglie non le voglio mettere perché io odio le sveglie. Quindi non voglio metterle. Però ho tutto scandito. Mamma mia. Vabbè, pazienza. Sto anche cercando di avere un'alimentazione diversa proprio per la cistite. E sto cercando proprio di migliorare anche questo aspetto perché so che è importante anche l'alimentazione. E quindi? Cosa stai facendo lì? Pepe? È un po' nervosetto. Ma cosa stai facendo? Stretching? Ma cosa stai facendo? Ma fai stretching? Vabbè.